Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi devo parlare ancora del cerchio di fuoco perché mi sono arrivate delle segnalazioni di persone che non hanno ben compreso l'importanza della protezione astrale del cerchio di fuoco e quindi mi hanno chiesto se posso rifare meglio o secondo loro dare una spiegazione più semplice al cerchio di fuoco. La prima cosa, voi dovete pensare che quando voi dormite, se non avete una protezione siete vulnerabili e quindi è chiaro che non tutti sanno che possono proteggersi. A me è stato spiegato a 15 anni che bisogna visualizzare un cerchio di fuoco. Quindi facciamo insieme questo piccolo esercizio molto semplice che vi chiederà pochi minuti, ma che vi darà la possibilità di dormire sonni tranquilli. Quindi iniziamo e facciamo così, seguite queste istruzioni e vediamo di fare in modo che prima di tutto vi sentiate tranquilli mentre dormite e protetti. Bene, prima di tutto stendetevi o sedetevi in un posto tranquillo in cui nessuno vi possa disturbare o annoiare, un posto dove non ci sono rumori ed è tutto in un certo senso tranquillo che vi lascia in un certo vi lascia rilassarvi. Bene, quando l'avete trovato dovete in teoria avere anche degli indumenti comodi, tipo un training che non vi stringa troppo l'addome, questo per simulare praticamente quando voi siete a letto, coricate. Poi sedetevi o sdraiatevi se siete sul divano o su una poltrona, sedetevi comodamente, chiudete gli occhi e respirate. Respirate profondamente almeno 3 o 4 volte. Poi a un certo punto cosa bisogna fare? La prima cosa sarebbe l'ideale fare anche un ovetto dorato, un ovetto dorato per fare in modo che praticamente il vostro corpo astrale sia protetto doppiamente sia dal cerchio di fuoco che dall'ovetto dorato. Per fare l'ovetto dorato ci sono vari modi, adesso ve ne spiego un altro. Provate a immaginare, chiudete gli occhi e provate a immaginare che dal cosmo arrivi una luce limpida, bianchissima, che entri nel cervello attraverso la fontanella e che vi compenetri tutto o tutta, praticamente parte dall'alto e scende lentamente compenetrando tutto il corpo, quindi torace, intestini, gambe, piedi, è tutto, e dal vostro esterno esca una luce molto potente, molto luminosa, che praticamente crei un bozzolo intorno a voi. Questo bozzolo intorno a voi all'interno è molto luminoso, all'esterno è violetto e un po' zigrinato, così che praticamente, sempre immaginando questa operazione, così che praticamente voi vi trovate dentro un bozzolo che copre tutto il vostro corpo, molto protettivo, a forma di ovetto. E questo è il primo passaggio, dovete immaginare che questo ovetto, questo bozzolo è potentissimo e nessuna energia negativa riesce a entrare, solamente l'energia positiva riesce a uscire, e quindi tutti i legamenti, tutti i parassiti dentro di voi vengono espulsi da questa luce molto potente. Fatto questo, dovete anche immaginare a questo punto che si crei automaticamente un cerchio di fuoco che è più che altro che un cerchio, è una palla immensa di fuoco che vi circondi e che sta oltre il vostro bozzolo, così che voi siete dentro una sfera di fuoco e tutto ciò che si avvicina, che non è benevolo per voi, viene praticamente bruciato o allontanato. Fatto questo, cari amici, voi siete protetti, chiaramente se lo fate la sera prima di andare a letto, siete protetti per la notte. Quindi ogni sera bisognerebbe che voi potreste fare questa operazione, immaginarvi questa protezione che vi accompagna tutta la notte, così che dal mondo astrale non vi possono in un certo senso attaccare. Vi dico questo perché
o sui vari social non si rendono conto che facendosi lanciare, mandare angeli colorati e quant'altro assorbono delle vibrazioni che non sono sempre ben chiare, e alcune volte questi lanciamenti di luce colorata e quant'altro non fanno altro che indurre la persona o l'utente o il nostro amico a evocare queste cose e non sappiamo mai cosa ci arrivi. Quindi mi sono preso la possibilità di fare questa pillola per rinnovare appunto il cerchio di fuoco abbinato all'ovetto, che si può anche definire bozzolo luminoso. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha dato questa piccola pillola, spero di essere stato chiaro, è una cosa semplice e non faticosa che tutti possono fare, e quindi sarebbe simpatico che potreste usufruire di questa possibilità. Cari amici, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, che trovate qui in descrizione qui sotto, e anche nei gruppi di Telegram, dove ci riuniamo ogni lunedì sera alle 8:30. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!